Il Covid-19 è una guerra che ci ha riportato alle pandemie del passato e che continua a tenerci in una condizione di fiato sospeso per ciò che accadrà nel futuro. Il noto immunologo del Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, l'ha detto bene ieri pomeriggio agli imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti. Le varianti del virus sono più diffusive e oggi più che mai bisogna stringere i denti, stringere i rubinetti delle disposizioni e lanciare la vaccinazione. Previsioni ad oggi, per essere realistici e non buttare dei numeri o delle situazioni a casaccio, si possono fare solo su un arco temporale limitato e direi entro questo mese. Purtroppo la situazione attuale vede un peggioramento. Le notizie non sono buone. In provincia di Belluno la ripresa del contagio comincia a preoccupare. In Cadore i casi più elevati, pur sia ancora nel limite delle decine. È stato un anno difficilissimo per le nostre aziende e per noi tutti, ha detto la presidente di Confindustria Lorraine Berton, che al professor Pregliasco ha ricordato le innumerevoli azioni messe in campo dagli imprenditori per combattere contro questo nemico invisibile. Purtroppo sappiamo che non è finita e come imprenditori siamo particolarmente allarmati per il tema che riguarda i vaccini. Siamo addirittura anche un po' confusi. La preoccupazione nostra oggi delle nostre aziende è di arrivare troppo in ritardo, di non farcela, perché oltre che alla salute, purtroppo l'economia va di pari passo. Mi sento relativamente ottimista, tra virgolette, nell'immaginare nel prossimo futuro una copertura vaccinale che possa non risolverci la problematica del virus, perché anche se arriveremo a quei valori del 70% che si sperano, come dire, si dicono essere quelli dell'immunità di gregge, in realtà questo virus ce lo troveremo ancora per un anno, per 2 anni, e sarà necessario, come per l'influenza, realizzare richiami vaccinali. Oggi, di fronte alla terza ondata, la scommessa è una sola e riguarda le disposizioni che limitano la diffusione del virus. Il lockdown, al di là delle singole disposizioni, in pratica regola il rubinetto della velocità con cui le persone si ammalano. Questo virus, lo sapevamo, non ci coglie di sorpresa, si modifica perché non è intelligente, è semplicemente inefficiente nel replicarsi uguale a se stesso. E questo svantaggio che c'è rispetto ad altri virus invece molto più attenti, lui lo rigira, così come il virus influenzale, in un fatto positivo, cioè di provare le varianti che sono purtroppo più diffusive, del 40% rispetto all'originale, e anche colpiscono di più i bimbi giovani che erano meno coinvolti.